Io concluderei, adesso sono quasi le 6:15, con un intervento di Pino Perri, che è un imprenditore, si ritorna sull'impresa. Una delle parole d'ordine, una dei cardini di questo panel era tax credit, un imprenditore che ha investito in cinema. Quando ti ho parlato la prima volta, oltre ad accettare gentilmente l'invito, mi hai detto che non è solo nel cinema che ha investito, anche in altre... Sì, in alcune iniziative musicali. In altre iniziative, appunto, in generale in cultura. Nei libri, nel premio Campiello. Sono 8 anni che noi sponsorizziamo in qualche modo. Ti faccio una domanda al brucio. brucio. Che cosa spinge un imprenditore a mettere dei soldi in un film? E che benefici può averne? L'incoscienza. No, iniziamo malissimo. Dai un'altra risposta subito. No, innanzitutto, ecco, guarda, io 12 anni fa ho conosciuto Francesco Bonsembiante. Che salutiamo in sala, non siete tantissimi, quindi magari l'avete visto e conosciuto di più. Guarda, mi ha convinto ad entrare dentro questa avventura. Io in lui ho visto un uomo onesto, è proprietario e socio della casa cinematografica della Iole Film, e appunto voleva coinvolgermi nella produzione del film, in un film che era ambientato a Chioggia. E ho percepito la sua dedizione, la sua onestà, e ho percepito il bello dell'iniziativa. Nel lavoro personalmente io mi pongo nel valutare prima le persone e poi capire qual è la sostanza dell'iniziativa. Francesco, guarda, preferisco leggerti, poi magari mi fai delle domande sul coso. Francesco riuscì a convincermi, oltre ad avere un ritorno economico, l'investimento era agevolato da un credito fiscale del 40%. Mi spiegò che il film poteva partecipare a un centinaio di festival in giro per il mondo. Era quindi un'ottima opportunità di visibilità per la mia azienda che si rivolge a marchi internazionali. Questo è stato uno dei motivi. Io sono lì e infatti ebbe un successo internazionale, tanto da vincere il premio del Parlamento europeo, il premio Lux. Il progetto lo trovai immediatamente interessante nella trama e nel basso profilo di rischio d'impresa, avendo già una copertura finanziaria del 40% della somma investita, determinata dalle regole fiscali del tax credit. La trama consisteva in una delicata storia di due culture diverse che tentano di integrarsi attraverso l'alchimia dell'amore, entrando a piedi nudi nel nucleo emotivo delle persone. Geniale e semplicemente naturale. Rispondeva ad un'esigenza silenziosa, quasi pudica, che nel nostro territorio, pur con tutte le resistenze e paure sociali, si manifesta. Come dicevo, sono le buone idee da trarre capitali. L'entusiasmo mi spinse a divulgare l'iniziativa. Venne anche da te, vero Riccardo? Incontrai resistenze concettuali. Il cinema viene percepito come un'attività ludica, non produttiva, ed invece in questi anni mi sono reso conto di quanto il cinema muova un'economia, eventi, festival, attori, mestieri ed un insospettabile ed enorme beneficio turistico a favore del luogo dove viene ambientata la storia. Ho scoperto che nel Veneto esiste un'industria cinematografica di enorme importanza per dimensioni, per competenze e i mestieri, e anche di qualità internazionale, molto di più di quanto uno possa credere. Il cinema è una finestra nel mondo. Dopo la prima proiezione, nonostante il film non fosse commerciale, sono stato travolto dai complimenti. Il mio lavoro principale ne ha beneficiato, così ne ho approfittato e ho creato eventi di marketing sull'iniziativa. Il cinema è un ambiente attraente che evoca miti, esteriorizza ciò che interiormente si muove e vive con la fantasia. In esso vi sono componenti psicologiche che soddisfano la natura dell'imprenditore, la curiosità, la vanità, nuove relazioni interpersonali, la visibilità, e così la mia reputazione crebbe. Un buon film, una buona lettura, crea percorsi interiori nell'anima diversi da quelli che pensiamo ogni giorno, che rischiano di creare un solco nel quale affossiamo, oscurando la visione dell'insieme.
Occuparsi del mondo dell'immaginario, io vedo loro ho un'ammirazione incredibile perché rendono reale l'immaginario, no? Cioè, praticamente sono dei dei sostanzialmente. Occuparsi del mondo dell'immaginario mi permette di stimolare l'intuizione a beneficio della mia fantasia, predisponendomi a migliorare la mia creatività, quindi un forte aiuto ad affrontare le scelte quotidiane e ad abbassare lo stress che ne deriva, la finzione utile alla realtà. Come imprenditore ritengo sia un dovere arricchire il mondo del fare con il mondo dell'astratto. Nel fare ci sono due componenti, la creatività e l'azione. Il Veneto è una testimonianza di come il fare sia azione e creatività. Viviamo infatti tra palazzi di smisurata bellezza. No? Goethe diceva l'architettura è la massima espressione di sintesi del qui ed ora. Il Veneto è un istante di eterna bellezza. Come imprenditori dobbiamo occuparci della cultura e preoccuparci di lasciare traccia di bellezza a chi verrà dopo di noi. Nel cinema si può investire abbattendo il rischio ed avere un ritorno economico ma anche di immagine. Un film può essere usato come strumento di marketing da un punto di vista imprenditoriale. Sono felice di vivere nel Veneto, sono nato qui come imprenditore e come dice Rilke, si nasce provvisoriamente da qualche parte e soltanto a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine per nascerci dentro, dopo e ogni giorno più definitivamente. Non so se ti ho espresso quello che volevi chiedermi, quello che... Guarda, io ti ringrazio moltissimo per questo intervento molto bello, accorato, in cui hai citato anche Goethe e Rilke, ti ringrazio anche per questi riferimenti. Sì, hai risposto, ti faccio ancora una domanda se abbiamo tempo. Sì. Ed è la stessa domanda che ho fatto a Riccardo in apertura. Che cosa ti aspetti che faccia una film commission e che cosa può fare secondo te per avvicinare questi due mondi che sono il mondo del cinema e dell'audiovisivo e il mondo dell'impresa attraverso strumenti che sono stati messi in piedi proprio per far stimolare, facilitare gli investimenti, attrarre gli investimenti. Come si parla secondo te, come si può instaurare un dialogo col mondo dell'impresa? Ecco, come si possa non ho idea, cioè, quello che è importante è che ci sia una comunicazione, la comunicazione di questo del tax credit deve essere, come dire, più conosciuta dall'imprenditore. Io penso che ci siano delle sensibilità a livello imprenditoriali che possono darsi da fare per il territorio, perché se non curi l'ambiente in cui vivi cioè, rischi di mortificarlo e quindi di non trarre un beneficio. Per cui penso che la prima parola che mi viene in mente quando mi fai questa domanda è comunicazione, comunicare di più l'opportunità di di partecipare a una possibile speculazione nell'accezione positiva e anche quella di abbattere il rischio di impresa. Noi quando abbiamo iniziato nel 2008 abbiamo iniziato in un momento veramente tragico e nonostante tutto siamo riusciti a prendere un po' di persone che avevano la sensibilità verso la cura della bellezza. Ecco. Quindi che cosa si chiede? Comunicazione, maggior conoscenza, okay. Mettere a conoscenza. Progetti futuri no, in questo momento no. Io sono attaccato molto a Francesco perché Francesco Francesco è una persona per bene e la componente, l'imprenditore deve conoscere il produttore, anche nell'aspetto personale, penso. Allora, forse abbiamo un minuto per qualche domanda del pubblico, se ci sono. Se non ci sono domande, allora io ringrazio moltissimo per questi interventi concisi, dritti al punto e di grande valore, che sono stati tutti registrati perché sapevamo insomma, di non poter accogliere grandi folle quest'anno, li riutilizzeremo e insomma, lavoreremo sulla comunicazione anche usando le vostre parole. Grazie mille di essere venuti.